Banils, dal 4 maggio lei ha assunto questo importante incarico di presidente della Società Alto Adriatico Autovie Venete. Come caratterizzerà questo suo mandato? Lo organizziamo nel rispetto del lavoro che è stato fatto fino ad oggi, con molto impegno, con molta attenzione, con molta cura da parte delle attuali maestranze e dell'attuale dirigenza, nel rispetto dell'utenza che vogliamo possa essere sempre più soddisfatta di un percorso che ha caratteristiche assolutamente essenziali nel panorama italiano e nel panorama europeo. Autovie Venete ha perso a causa del Covid delle entrate importanti per il lockdown. Purtroppo la perdita è veramente consistente, siamo arrivati a circa 22 milioni di perdite rispetto ai primi mesi di bilancio dell'anno scorso e questo deriva dal fatto che l'80% dell'utenza è venuta meno, quindi dobbiamo recuperare con pazienza, con impegno e con dedizione e sperare naturalmente che l'immagine dell'Italia cresca e non ci siano più quegli ostacoli frapposti dai paesi vicini che hanno impedito il transito e l'accesso al nostro paese. E questo è un bel problema, malgrado i sacrifici che dovrà fare. Come organizzerà i lavori? Dove investirà le risorse che rimarranno a disposizione? L'impegno da parte di tutti è di completare quanto prima possibile la terza corsia lungo tutto il tragitto secondo il programma che era stato definito e poi in prospettiva dobbiamo cercare di migliorare l'accesso verso Trieste con un casello che abbia caratteristiche di maggiore funzionalità sia verso Trieste sia anche in qualche altra parte, per esempio Sant'Onà, dove c'è bisogno di qualche entrata in più, però questi sono discorsi per il futuro perché oggi come oggi abbiamo la necessità di intervenire sul percorso autostradale attuale rendendolo il più rapidamente possibile completo nella terza corsia. E ora una domanda, se vuole mi risponde, un po' più politica. Eravamo estremamente gentili e disponibili nei confronti degli austriaci, ma purtroppo non abbiamo e non siamo stati ripagati alla stessa maniera. È il governo italiano che deve acquisire un'immagine molto più costruttiva, efficace, positiva per non permettere ai titolari dei paesi contermini di assumere iniziative come quelle che ha assunto l'Austria, che ha assunto la Grecia e così via. Questi sono schiaffi a tutti gli italiani che non meritano un trattamento così penalizzante.